Vicino a noi uno dei protagonisti della partita, lo dobbiamo dire, hai giocato un'ottima partita Luca, un giovanissimo, 20 anni, e oggi giocare contro la seconda in classifica in A2, tutta la partita non è stato facile, ma l'hai superata alla grande questa prova. Sì, è stato difficile soprattutto dal punto di vista della concentrazione, perché comunque non sono abituato a tenere tutta la partita così, e è andata bene, insomma, non ho mai mollato e ho pensato subito alla prossima, come dice l'allenatore. Senti, c'è stato un momento in cui credevate di avercela fatta e un momento in cui credevate di aver perso la partita? Sì, al momento sì, anche personalmente pensavo insomma sì, che non ce la facevamo, invece poi alla fine ci abbiamo creduto. Senti, è stato un caso che oggi è fuori Koshikawa, c'era fuori anche Barkala, per cui tu oggi sei entrato dall'inizio, però questa è una grande risorsa per Padova perché possa contare su di te. Sì, infatti era una partita importante perché volevo comunque dimostrare che sono anch'io, insomma, e posso insomma dare un contributo. Senti, il punto più bello di oggi qual è stato? Il penultimo, l'ultimo, quello che su 14 pari e sono riuscito a mettere giù la palla, o no, il 15-14 per loro. Ecco. Grande Luca Gottardo, grazie.